Allora, do anche la parola a Righetti che ci ascolta e chiedo anche alla regia se mettiamo in onda la slide sugli interventi. Parlavamo di integrazione sociosanitaria, di accesso ai servizi, altra parolona, quando c'è soprattutto la domiciliarietà, che è quello che si tende a spingere, però la domiciliarietà non sempre è un successo. Tutto in genere cade sui caregiver, sui familiari e ovviamente sulle persone che possono dare un aiuto. Righetti, sembra quasi da non uscire da questo giro che non è tanto virtuoso. Quando parlavo prima di universalità e di qualità, mi riferivo dei servizi e delle prestazioni, mi riferivo a queste cose concrete, stando al tema dell'assistenza domiciliare, sia l'assistenza domiciliare integrata più di carattere sanitario, sia l'assistenza domiciliare, quella più sociale, che è erogata prevalentemente dai comuni. Va estesa a tutti coloro che hanno una condizione di bisogno che richiede quell'assistenza. Invece la ristrettezza dei fondi, delle disponibilità economiche porta in genere a una limitazione. Si dà quella prestazione, quel servizio a una platea fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Oppure chiedendo dei costi di compartecipazione molto alti che magari non tutti sono in grado di sostenere. Ecco, questa cosa va invece incrementata in termini di risorse per poter avere la possibilità di dare una risposta adeguata in rapporto alla domanda, all'ampiezza della domanda. Quando mi riferivo alla qualità, lei ha fatto un esempio concreto, no? Non è importante solo a quante persone si dà questo servizio. Se prendiamo i dati statistici nazionali, il Veneto, dal punto di vista della platea di utenti a cui viene fornita l'assistenza domiciliare integrata, ad esempio, è una delle regioni migliori come bacino, sempre insufficiente rispetto alla domanda, ma comunque comparandolo con altre regioni è una delle migliori. Se invece prendiamo come riferimento la quantità di ore di assistenza domiciliare, invece è molto indietro, forse anche rispetto alla media, non solo rispetto alle prime regioni, perché se si dà solo 2 ore alla settimana di assistenza domiciliare a una persona appunto di 95 anni che ha un bisogno di assistenza per la pulizia della casa, per la pulizia propria personale, per i pasti, è chiaro che 2 ore sono insufficienti. E tutto questo, come si esce da questa inadeguatezza che per molti versi rappresenta anche un arretramento rispetto al passato invece che un miglioramento? Si esce con quello che da tempo sollecitiamo e rivendichiamo. E quando parlavo prima di priorità del potenziamento del sistema sociosanitario pubblico e della filiera dei servizi territoriali, significa questo: mettere più risorse, mettere più che consentono un ampliamento dei servizi e delle prestazioni che vengono erogate. E per far questo ci voglia anche il personale. Infatti questo diventa un aspetto. Io devo interrompere un attimo, torniamo sul personale se abbiamo tempo dopo, perché abbiamo da fare un altro punto. Allora, francamente penso che il non autosufficiente che fa uso di una badante dovrebbe essere totalmente sgravato da oneri fiscali sul lavoro, proprio perché non utilizza strutture ospedaliere. Questo è un altro messaggio. Passo invece al segretario qua in studio, perché abbiamo la slide degli interventi e le proposte. Voi proponete co-housing, affido familiare, a lei un attimo la parola, e poi anche Arghetto per quanto riguarda lo sgravio fiscale. Allora, noi abbiamo redatto questo documento appunto facendo ragionamenti su aspetti generali come quello appunto dell'integrazione sociosanitaria piuttosto che gli accesso ai servizi, la domiciliarietà. Però siamo entrati anche nel vivo di ogni singola questione. Entriamo infatti alla slide successiva. Allora, il documento analizza voce per voce tutti gli interventi, le prestazioni che in pratica vengono forniti, tentando di dare anche, non tentando, si fanno delle proposte specifiche. Adesso io, siccome ce ne sono una decina di interventi, prestazioni, mi limito solamente a dare i titoli, diciamo, degli interventi, delle prestazioni che vengono fatte, ma anche di buttare là qualche proposta, ce n'è più di una a seconda dei singoli argomenti. Per esempio, per quanto riguarda
i caregiver, le persone che assistono, i familiari che assistono a casa i non autosufficienti, noi pensiamo che sia urgente nel Veneto fare quello, perché ogni tanto bisogna anche guardare intorno cosa fanno gli altri. Certo. In Emilia-Romagna, non solo in Emilia-Romagna, ma anche nel Friuli, anche in altre regioni, hanno fatto una legge regionale, perché non c'è una legge nazionale che individua chi è i caregiver. Quindi hanno fatto una legge regionale per i caregiver? Hanno fatto una legge regionale dove sostanzialmente questa legge regionale riconosce queste figure familiari che in genere prestano la loro opera in maniera gratuita, no? E questa legge regionale però prevede anche dei contributi economici, prevede la formazione, prevede la conciliazione, tempi di lavoro e tempi di assistenza. Quindi insomma premere sulla regione perché faccia una legge regionale. Quindi come ha fatto la prima cosa che noi chiediamo, che costerebbe, lasciamo da parte i sostegni economici, ma potrebbe farla da domani anche la Regione Veneto, è fare una legge regionale che metta al centro dell'assistenza domiciliare anche questa figura dei caregiver. Chiaro. Affido familiare cosa vuol dire? L'affido familiare è una legge che è stata fatta dalla Regione Veneto che permette a privati cittadini fondamentalmente di fare assistenza ai non autosufficienti. Noi rispetto a questa legge, era una legge in via sperimentale, rispetto a questa legge noi abbiamo sollevato fin dall'inizio più di qualche dubbio, nel senso che qualsiasi privato cittadino, mettiamola così, possa offrire una camera, un'assistenza a una persona anziana non autosufficiente, a noi è sembrato molto pericoloso, anche perché in altre regioni di vario genere anche perché in altre regioni, laddove sono partite queste case famiglia, le hanno chiamate case famiglia, in più di qualche caso poi abbiamo trovato maltrattamenti nei confronti degli anziani, perché poi non c'è l'adeguata sorveglianza. Quindi rispetto all'affido familiare, che c'è una legge regionale sperimentale che non conosciamo neanche quanto e come è andata avanti, noi chiediamo una verifica e che ci sia la dovuta attenzione per quanto riguarda il controllo di queste situazioni. Leggo il messaggio che è arrivato poco fa, che giusto per dare la partecipazione anche ai nostri telespettatori: in Italia si vive di più rispetto alla media europea, ma non meglio, in quanto l'assistenza è precaria. Questo è un dato di fatto, senza dubbio. Voi parlate anche di co-housing e di diverse forme dell'abitare. Allora, il co-housing, purtroppo noi utilizziamo un po' questi termini inglesi che sono però coabitazione, che creano magari qualche non si capisce bene, ma fondamentalmente è tentare di mettere insieme gli anziani più o meno autosufficienti invece di metterli in strutture residenziali, trovare una sistemazione intermedia che può essere quella di un appartamento protetto, chiamiamolo così, laddove c'è un portierato, laddove c'è un servizio regolare di assistenza sociale domiciliare. Quindi ci sono alcune esperienze anche nel Veneto, mi viene in mente a Bassano del Grappa hanno ristrutturato un edificio dove appunto c'è un portierato, dove c'è la possibilità anche di avere una mensa per chi ha l'appartamento si paga ovviamente collegato a una quota ISEE, e l'appartamento fornisce tutti i servizi primari, cioè ci si può fare da mangiare. Insomma, si condivide uno spazio con altre persone in una forma di autosufficienza supportata da strutture che intervengono. Sì, possono essere anche appartamenti singoli, di coppia. Quindi, però in una struttura protetta in qualche modo. Quindi dà la possibilità di vivere come se fosse in casa, mettiamola così, però di avere dei servizi concentrati in un'unica struttura di tipo sociale e sociosanitario, che diventano preziosi. È una via di mezzo, anche in termini di socializzazione. Però anche lì c'è sempre un discorso, e qua mi allaccio alla questione delle detrazioni fiscali oppure dei finanziamenti, di prezzi, perché come sempre io continuo a ripetere, chi ha soldi e si potrebbe permettere queste strutture non ci va, perché se uno ha soldi si prende 2 badanti, 3,
anche l'infermiere e la cameriera fissa e risolve il suo problema nella sua bella casetta, che senza dubbio è una bella casa. Se uno invece non ha soldi non può starci, perché non può permettersi la badante con la seconda badante che sta di notte, e quindi deve e magari non ha aiuti familiari. Ma allora è assurdo che queste strutture, che sono bellissime, sono utili, costino l'ira di Dio. Siamo in chiusura purtroppo, quindi voi proponete anche detrazioni fiscali e parlate di impegnative di residenzialità, ma anche di strutture di semiresidenzialità e le strutture intermedie. Queste sono le altre proposte, vero? Battuta di chiusura. Velocemente, sulle agevolazioni fiscali, per esempio, per quanto riguarda chi è dentro una casa di riposo, sa che può detrarre una parte della retta nella denuncia dei redditi. Cosa succede? Succede che nel Veneto ogni casa di riposo dà una cifra da scalare da questa dichiarazione. Quindi è variabile, non è uguale. Variabile. In alcune regioni hanno fissato un tetto che è il 50% della spesa, quindi ha dato un'indicazione ben precisa. Per quanto riguarda le strutture residenziali, ultima battuta, c'è la necessità di intervenire aumentando quelli che sono i contributi regionali, che si chiamano impegnative di residenzialità, sia nel loro valore che nella quantità. Per consentire a tutti l'accesso, insomma, una Chiaro. cosa più democratica. Allora, il tempo purtroppo è venuto meno, è volato. Io ringrazio Gino Ferraresso, è stato qui con noi in studio, Dipartimento Welfare CGIL del Veneto. Ringrazio anche Paolo Righetti della segreteria del CGIL del Veneto. Non abbiamo fatto finire il discorso per quanto riguarda il personale, ma è una questione che magari potremo affrontare in altre circostanze. Grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Grazie. E buon lavoro anche naturalmente allo SPI. Vi aggiorneremo perché la questione merita un ulteriore approfondimento, magari in occasione di una prima serata. Grazie a voi, buon proseguimento, ci vediamo domani. Grazie.